Con il Novara all'orizzonte, l'Udinese torna allo Stadio Friuli per disputare quella che è davvero l'ultima amichevole internazionale prima dell'inizio ufficiale della stagione 2015-2016 proprio per quanto riguarda la Team Cup Udinese-Novara. Un saluto in diretta per Udinese Channel dallo Stadio Friuli, dal vostro Stefano Giovanpietro e da Maurizio Ferrari. Buonasera. Allenatore dell'Al-Jaish è stato anche CT della Costa d'Avorio, ma seguiamo Di Natale che serve Cyril Theroux, la palla bassa, troppo lunga per Badu, c'è Edenilson che deve sparare, la parata di Alcater, Bruno Fernandes e l'Udinese è subito in vantaggio con la staffilata del portoghese che a porta vuota non poteva assolutamente sbagliare. Edenilson conferma magari di non essere fortunatissimo sotto porta, ma qui la respinta del portiere è stata il miglior assist per Bruno Fernandes che la sblocca subito al terzo minuto di gioco. C'è Theroux nel cerchio centrale di centrocampo, Guilherme, guardate Edenilson come si propone, come viene servito perfettamente da Guilherme, si ripropone l'asse ex Corinthians e Edenilson ci arriva. Di Natale, Theroux, Cyril Theroux, che bella Udinese questa di oggi allo Stadio Friuli, alla faccia di chi la fischiava contro la SPAL, davvero una bella squadra. La palla aperta da Guilherme, il cross puntuale di Edenilson, c'è lo zampino di Natale con un velo non tanto voluto e il gol di Cyril Theroux al 9° minuto di gioco. Ma quanto corriamo in più rispetto alle ultime uscite, la sgroppata di Edenilson che ha trovato completamente impreparata su un lancio peraltro perfetto di Guilherme. Adesso Guilherme che allarga nella zona di Natale, attenzione a Totò che la stoppa bene, la finta se la porta sul sinistro, la blocca in due tempi Alcater, è in cerca della migliore condizione fisica, ha anche avuto un infortunio in amichevole contro l'Alto Vicentino fastidioso. Theroux prova il pallonetto troppo lungo, si era visto che era un po' lungo ma ci abbiamo creduto fino in fondo su questa bella conclusione del francese. Supera i 2 metri, 2,05. 2.05 c'è scritto nel report, mentre adesso il sinistro di Hamdallah Karnezis non la tocca, la palla finisce fuori. È il primo vero squillo dell'Al-Jaish con il tiro di Hamdallah. Batterà il greco con la traiettoria ad uscire con la palla bassa per Perica che colpisce in pieno un giocatore, poi Pasquale, che golasso di Giovanni Pasquale, l'esultanza rabbiosa del numero 26 che l'ha controllata e l'ha scagliata all'incrocio dei pali. Una conclusione davvero favolosa di Giovanni Pasquale che al 53esimo porta l'Udinese sul 3-0. Esultanza rabbiosa che secondo me va un po' a richiamare anche qualche fischio ingeneroso proprio verso Giovanni nel corso dell'ultima amichevole. Qui ha sparato il sinistro in fondo al sacco dopo una prima conclusione di Perica respinta a tiro, un bolide che il portiere non ha neanche visto. Iturra va proprio da Pasquale, autore del gol del 3-0. Ecco il cross, ecco Merkel che fallisce il classico rigore in movimento. Udinese vicinissima al 4-0 con Merkel in spaccata. Non è stato gol ma scrosciano gli applausi. È sicuramente una bella azione, l'Udinese che sfonda abbastanza regolarmente sulla sinistra. Duello con Pinzi, lo vince Majed, tunnela Iturra, Romarigno alza la testa, serve Sardar che può sparare il sinistro, lo cerca, lo trova Meret in 3 tempi. Mano piede mano per Alex Meret. È una fase davvero molto confusa del match. Iturra per Koné, 4 contro 3 dell'Udinese. Aguirre la controlla benissimo il sinistro, la palla che finisce sul fondo, davvero di poco. Si arrabbia Aguirre che è andato vicino al suo 6° gol di questo precampionato, ma gli applausi sono tutti per lui. Tra l'altro c'è stata una deviazione, corner per l'Udinese. Ma quanto è cresciuto questo ragazzo in questo precampionato? Gran palla di Widmer per Merkel, c'è Aguirre al centro, eccola la palla per Rodrigo Aguirre che questa volta non può sbagliare. Il secondo tentativo dell'uruguaiano frutta il 6° gol in questo precampionato. Colantuono ha fatto i 92 minuti di applausi, diciamo un po' una metafora fantoziana che piacerà molto a Fernando Siani proprio per andare a commentare la grande gioia di mister Colantuono. 3 tocchi e si va in porta Merkel, Widmer, Merkel e Aguirre, davvero una bellissima azione. Metafora estremamente calzante la tua, Stefano. Il mister ha telecomandato tutta l'azione. Che gran chiusura di Widmer, anche se poi Gedò riesce a servire Sardar, Meret e poi sulla linea Newton, anzi Domizzi ha salvato praticamente un gol fatto. Bravissimo qui Maurizio Domizzi all'88esimo a salvare sulla linea, ma credo ci sia evidente lo zampino di Alex Meret. I marcatori li ricordiamo ancora una volta: al 3° minuto Bruno Fernandes, all'8° Cyril Theroux, al 53esimo Giovanni Pasquale e poi il sigillo all'86esimo di Rodrigo Aguirre. In 3 tempi
Mano piede mano per Alex Meret. È una fase davvero molto confusa del match. Iturra per Koné, 4 contro 3 dell'Udinese. Aguirre la controlla benissimo il sinistro, la palla che finisce sul fondo, davvero di poco. Si arrabbia Aguirre che è andato vicino al suo sesto gol di questo precampionato, ma gli applausi sono tutti per lui. Tra l'altro c'è stata una deviazione, corner per l'Udinese. Ma quanto è cresciuto questo ragazzo in questo precampionato? Gran palla di Widmer per Merkel, c'è Aguirre al centro, eccola la palla per Rodrigo Aguirre che questa volta non può sbagliare. Il secondo tentativo dell'uruguaiano frutta il sesto gol in questo precampionato. Colantuono ha fatto i 92 minuti di applausi, diciamo un po' una metafora fantoziana che piacerà molto a Fernando Siani, proprio per andare a commettere per Bruno Fernandes che la sblocca subito al terzo minuto di gioco. C'è Terone, il cerchio centrale di centrocampo. Guilherme, guardate Denilson come si propone, come viene servito perfettamente da Guilherme, si ripropone l'asse ex Corinthians e Denilson ci arriva. Di Natale Terò! Cyril Terò! Che bella Udinese questa di oggi allo Stadio Friuli, alla faccia di chi la fischiava contro la SPAL. Davvero una bella squadra. La palla aperta da Guilherme, il cross puntuale di Edenilson. C'è lo zampino di Natale con un velo non tanto voluto e il gol di Cyril Terò al 9° minuto di gioco. Ma quanto corriamo in più rispetto alle ultime uscite. La sgroppata di Edenilson che ha trovato completamente impreparato su un lancio peraltro perfetto di Guilherme. Adesso Guilherme che allarga nella zona di Natale, attenzione a Totò che la stoppa bene, la finta se la porta sul sinistro, la blocca in due tempi al Cater di Giovanni Pasquale che al 53esimo porta l'Udinese sul 3-0. Esultanza rabbiosa che secondo me va un po' a richiamare anche qualche fischio ingeneroso proprio verso Giovanni nel corso dell'ultima amichevole. Qui ha sparato il sinistro in fondo al sacco dopo una prima conclusione di perizia respinta a tiro, un bolide che il portiere non ha neanche visto. Iturra va proprio da Pasquale, autore del gol del 3-0. Ecco il cross, ecco Merkel che fallisce il classico rigore in movimento. Udinese vicinissima al 4-0 con Merkel in spaccata. Non è stato gol ma scrosciano gli applausi. È sicuramente una bella azione. L'Udinese che sfonda abbastanza regolarmente sulla sinistra. Duello con Pinzi, lo vince Majed, tunnela Iturra, Romarigno alza la testa, serve Sardar che può sparare il sinistro, lo cerca, lo trova Meret. Con il Novara all'orizzonte l'Udinese torna allo Stadio Friuli per disputare quella che è davvero l'ultima amichevole internazionale prima dell'inizio ufficiale della stagione 2015-2016 proprio per quanto riguarda la Team Cup Udinese Novara. Un saluto in diretta per Udinese Channel dallo Stadio Friuli, dal vostro Stefano Giovanpietro e da Maurizio Ferrari. Buonasera. Allenatore dell'Al-Jaish è stato anche CT della Costa d'Avorio, ma seguiamo Di Natale che serve Cyril Terò, la palla bassa, troppo lunga per Badu, c'è Denilson che deve sparare, la parata di Alcater, Bruno Fernandes e l'Udinese è subito in vantaggio con la staffilata del portoghese che a porta vuota non poteva assolutamente sbagliare e Denilson conferma magari di non essere fortunatissimo sotto porta, ma qui la respinta del portiere è stata il miglior assist. È in cerca della migliore condizione fisica, ha anche avuto un infortunio in amichevole contro l'Alto Vicentino fastidioso. Terò prova il pallonetto troppo lungo, si era visto che era un po' lungo ma ci abbiamo creduto fino in fondo su questa bella conclusione del francese. Supera i 2 metri, 2,05. 2.05 c'è scritto nel report, mentre adesso il sinistro di Hamdallah, Karnezis non la tocca, la palla finisce fuori. È il primo vero squillo dell'Al-Jaish con il tiro di Hamdallah. Batterà il greco con la traiettoria ad uscire con la palla bassa per Perizza che colpisce in pieno un giocatore, poi Pasquale, che golasso di Giovanni Pasquale, l'esultanza rabbiosa del numero 26 che l'ha controllata e l'ha scagliata all'incrocio dei pali, una conclusione davvero favolosa.